La squadra mobile Berica ha sequestrato in due quartieri della città oltre 1,5 kg di cocaina purissima per un controvalore sul mercato di più di 100.000 euro e ha arrestato 4 cittadini albanesi e una ragazza italiana. Gli investigatori sono entrati in azione ieri dopo numerose segnalazioni arrivate dai residenti che avevano notato un via vai sospetto a tutte le ore del giorno e della notte nei due quartieri in prossimità di alcune palazzine. Gli agenti hanno eseguito così prima un blitz in un appartamento della zona Pomari, recuperando un panetto da oltre 1 chilo di polvere bianca nascosto dentro una lavatrice, con altra cocaina già divisa in dosi sparsa nelle stanze, materiale per il confezionamento e 5.000 euro presunto provento dell'attività illecita. Successivamente un'altra perquisizione in abitazione della zona Stichello ha portato al recupero di altri 60 grammi di cocaina, bilancini di precisione e 500 euro in contanti. Il plauso è arrivato anche dal governatore Zaia agli agenti vicentini, così salvate molte vite.